Assessore Roberti, oggi ha incontrato la consulta dei piccoli comuni che ha avanzato la richiesta di reintrodurre per i piccoli comuni la possibilità del terzo mandato per i sindaci. Sì, beh, oggi questa è stata un'occasione di incontro, l'ennesima, con una categoria di comuni, in particolare i comuni del Friuli Venezia Giulia sotto i 3.000 abitanti, quindi comuni piccolissimi che tra le tante difficoltà hanno proprio quella di trovare candidati per le elezioni comunali, quindi per trovare successori agli attuali sindaci. L'ottica è quella del confronto continuo col territorio e quindi continuo a ricevere giornalmente e quotidianamente tanti sindaci che mi espongono le loro tematiche. Sicuramente questa è una tematica, quindi la possibilità, come avviene nel resto d'Italia, di poter permettere ai sindaci dei piccoli comuni di poter proseguire anche con un eventuale terzo mandato. È una discussione che in questo momento è in atto all'interno della maggioranza, abbiamo ancora del tempo per decidere, abbiamo ancora tutto dicembre per decidere, presto arriveremo a una conclusione, fermo restando che se questa discussione verrà procrastinata e quindi si deciderà di intervenire dopo la tornata elettorale di primavera, sicuramente un intervento sarà necessario, perché purtroppo il ruolo del sindaco ha sempre maggiori responsabilità con sempre meno risorse. Le indennità per i sindaci sono davvero risibili, quindi sicuramente un sindaco non può permettersi di farlo a tempo pieno, e quindi la carenza effettivamente c'è, ed è una discussione che, se non verrà fatto appunto adesso in dicembre, dovrà essere per forza portata a termine già con il mese di giugno, quindi dopo la elettorale di maggio.